Oggi è il giorno di Santo Stefano. Il nome Stefano deriva dal sostantivo greco Stefanos, corona. Oggi, 26 dicembre, si festeggia Santo Stefano. Per la Chiesa si tratta di una ricorrenza importante, ma non di una festa di precetto, cioè un giorno nel quale tutti i fedeli sono tenuti ad assistere alla messa. La giornata è inoltre considerata festiva dall'autorità civile in diversi paesi, tra i quali, oltre all'Italia, Austria, Danimarca, Germania, Grecia, Irlanda, Ucraina e molti altri. Il motivo del giorno festivo in Italia è da ricercarsi nell'intento di prolungare la vacanza del Natale, creando 2 giorni festivi consecutivi, emulando il caso del lunedì dell'Angelo, informalmente Pasquetta. Onde alte 15 metri alla velocità di 800 km/h, create da una scossa sottomarina di magnitudo 8.9 al largo dell'isola di Sumatra, nell'Asia orientale. Il 26 dicembre del 2004 si è scatenato il più violento tsunami della storia recente, colpite le coste piene di turisti di Malaysia, Maldive, Thailandia, Sri Lanka e India. Almeno 300.000 le vittime, milioni i senza tetto. Ma sapete cosa si intende per agrivoltaico? È un termine nato con il nuovo millennio e descrive un modo innovativo di produrre energia, grazie all'installazione di pannelli solari in campi adibiti alla pastorizia e all'agricoltura. È in questo modo che una stessa area viene utilizzata contemporaneamente per 2 attività, massimizzando l'uso dei terreni e apportando benefici a tutte le attività coinvolte. Ad esempio, l'installazione di pannelli solari a circa 2 metri dal terreno potrebbero creare condizioni microclimatiche favorevoli ad alcune colture selezionate e zone ombreggiate al bestiame durante i mesi più caldi. Buongiorno ai 12, il cielo di questo venerdì inizia con una luna in pesci dolcissima e romantica, una luna che vuole arrivare a convincere Saturno a dismettere un po' le armi contro il Sole, Venere e Marte. Il Sole è già in Capricorno, per cui cosa ci vogliono dire le stelle? Ariete? Con il Sole in Capricorno questo è un momento un pochino nostalgico, qualcosa che vi porta comunque a voler desiderare di nuovo la vostra routine quotidiana, il vostro lavoro. Portate pazienza, sta per iniziare. Toro, splendido momento per voi, anche se le motivazioni dei pianeti di Trigono sono un po' ostracizzate dalla confusione nettuniana e dal rigorismo saturniano, ma nulla che vi possa impedire di sentirvi al sicuro e di stare bene. Gemelli, per voi non sono più un problema né Venere né Sole né Marte, ma Mercurio, il vostro pianeta, è ancora in opposizione. Mercurio, peraltro, si confonde un po' con le fluttuazioni nettuniane e forse qualcosa non sta andando secondo le vostre aspettative. Niente di male, comunque, perseverate e vedrete che la costanza vi premierà. Cancro, per voi i pianeti in opposizione stanno fortemente premendo perché qualcosa di importante accada a livello affettivo. Volete indurre il partner a fare una scelta, a scegliervi in particolare, e molto probabilmente con un gioco così favorevole ci riuscirete. Leone, una giornata oggi particolarmente discorsiva per voi. Potete contare su Mercurio, potete contare su tutta l'efficienza della vostra ritrovata comunicativa, anche se il Sole è un pochino perso nei regni ghiacciati del Capricorno. Congiunta a Venere e a Marte, il Leone può comunque ricreare un dialogo erotico e affettivo molto importante. Vergine, i trigoni di Venere, di Sole e di Marte vi aiutano a sviluppare un momento felicissimo della vostra vita, sempre il più bel Natale degli ultimi anni sicuramente.
La forza di Nettuno e Saturno in opposizione vi fanno comunque ancora pensare che c'è un obiettivo da raggiungere sul quale non siete sicuramente titubanti o demotivati, ma che temete per la sua complicanza. Bilancia, giornata oggi che vede anche Venere, Sole e Marte schierati un po' contro, far arenare un po' la situazione, un po' di noia, di attesa. Sono giorni fermi per voi Bilancia e questo vi potrebbe innervosire un po'. Se ascoltate però bene i vostri sogni, arriverà qualche messaggio importante. Scorpione, oggi è la Luna, Saturno e Nettuno che vi fanno gioco, che vi incoraggiano a perseverare sempre di più, anche se siete stanchi, perché il Sole, Marte e Venere vi rendono iperattivi e ipercomunicativi. State vivendo un momento d'oro, quindi non pensate alle pesantezze dei doveri, non è il momento. Sagittario, con un Mercurio così dinamico ma anche dubbioso, forse non vi convinceranno le parole di qualcuno, ci penseranno però Venere, Sole e Marte davanti a voi a incoraggiarvi verso una nuova evoluzione. Capricorno, protagonisti un po' di questo weekend con Sole, Marte e Venere tutti dalla vostra parte. Oggi è proprio il giorno in cui Venere si esprime nel vostro segno zodiacale in maniera ottimale, dando forza, vigoria e solidità ai vostri rapporti sentimentali. Acquario, per voi sta iniziando un periodo veramente molto importante, proprio perché Urano, il vostro pianeta, è di nuovo comunque dalla vostra parte. State valutando tutta una serie di schemi da poter utilizzare. Fremete dalla voglia di tornare al lavoro, di rituffarvi nei progetti e di stupire tutti in questo nuovo grande progetto che vedete all'orizzonte. Pesci, per voi è una giornata molto dolce con la Luna nel segno zodiacale, ma che non dimentica di fare i conti con qualcosa che effettivamente non è andato in queste feste proprio come volevate voi. Chiarirete con il partner quanto prima. Dovevano per forza scontrarsi le prime due squadre della storia, le inglesi Sheffield e Hallam, nella prima partita ufficiale di calcio. Si sfidarono in amichevole il 26 settembre del 1860, finì 2-0 per lo Sheffield. Ho l'impressione che il detto di oggi possiate indovinarlo facilmente. È durato da Natale a Santo Stefano. Un detto vecchio come il mondo. Il chiaro riferimento è al breve lasso di tempo che intercorre tra le due festività. Possiamo dire questo dura da Natale a Santo Stefano, riferendoci ad oggetti di scarsa affidabilità e qualità, spesso di provenienza extraeuropea. Attenzione, non si parla solo di oggetti, la sfiducia si lega anche all'incapacità di intrattenere relazioni durature. Loro sono durati da Natale a Santo Stefano. Voleva seguire la strada di Baudelaire e dei poeti maledetti. Lo scrittore milanese Emilio Praga, esponente del movimento aristocratico letterario della Scapigliatura, visse per soli 36 anni a metà del XIX secolo. Una vita segnata dalla dipendenza da alcol e droghe. Morì in miseria, distrutto dalle sue sregolatezze. Ci salutiamo con la frase del giorno. Se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare. E con questo il nostro appuntamento di oggi termina qui. Spero che stiate passando delle belle feste. Noi ci vediamo domani per iniziare sempre insieme le nostre giornate, anche durante le vacanze. A domani e buona giornata dalla vostra Martina.